Raffaele Padrone, scattano i 2 minuti, grazie, vice segretario nazionale dell'UGL Sicurezza. Perché così tanti furti? Ma direttore, quando io grido che mancano uomini, qua dal 2008... Non nemmeno militari però che vi aiutino. No, allora, attenzione, rispondo prima alla domanda, poi quella è veloce. Allora, quando io solo da qua, dal 2008, ma è dal 1991 che faccio il sindacalista, e continuo a dire le stesse cose, perché quando dico che mancano uomini, in polizia, proprio il capo della polizia che io ho incontrato venerdì scorso, quindi una settimana fa, e mi dice siamo rimasti indietro di 15 anni, significa che da qua al 2030 mancheranno 40.000 uomini, cioè lo dice un calcolo del capo della polizia, non lo dice il calcolo del sindacalista che rompe le palle e dice continuamente le stesse cose. Questa è la situazione, quando i carabinieri devono chiudere le caserme alle 8 e anche prima perché non hanno il personale per gestire nelle loro stazioni, una volta la rete capillare dei carabinieri, lei mi insegna, era presente. Oggi i carabinieri sono peggio delle questure, non hanno la possibilità di gestire un intero arco della giornata. Lei chiama i carabinieri di notte, gli risponde il 112 che ha una macchina nel territorio, una macchina che ha la polizia, o 2 macchine che ha la polizia, una macchina della polizia stradale che sta in autostrada e non sta più nelle città perché lì vengono pagati 5 euro in più e quindi con una convenzione del Ministero dell'Interno devono stare in autostrada, cioè ditemi quale vigilanza? Allora perché non volete i militari che vi aiutino? Il discorso dei militari è un altro, ma perché non assumiamo poliziotti? Questo è il problema, i militari devono dare una mano nei presidi fissi. Allora, mentre a Roma ci sono i presidi fissi, mentre a Milano ci sono i prefissi, Quante persone fissi. mancano qua a Pordenone? Ma qui ne mancano già una settantina, 25 vanno via nel 2017 e alcuni di questi 11 già sono andati via. Ditemi voi cos'è, quando un capo della polizia mi dice che da qua al 2030 ne mancheranno 40.000 e quello promette 10 uomini a Pordenone. Guardi, non so se è ancora ministro o non è ministro, però veda lei, vedete voi. Invece di dare decine di uomini alle scorte, sì? che il politico incomincia a guardarsi da solo. Hanno paura però da solo. Lo so. E allora, chi teme qualcosa vuol dire che... Grazie. Grazie. Al carcere di Udine parte invece la raccolta differenziata ed è